Allora, rieccoci insieme, diciamo la piattaforma, cioè ovvero quelle che sono le basi della vostra richiesta al governo, per la quale anche vi siete movimentati in un certo qual modo. Sì, si è movimentato tutto il mondo del lavoro con una grande manifestazione il 2 aprile, a cui è seguita quella nostra del 19 maggio, e il tema è sempre quello, il lavoro prima di tutto, quindi politiche che vadano ad aumentare le possibilità di lavoro, perché nel primo punto proprio della piattaforma c'è il problema dei giovani. I giovani hanno risentito in maniera particolare della crisi e sono coloro che un domani, visto che in questo periodo, quando va bene, fanno lavori discontinui, avranno problemi ad avere una pensione che gli consenta una vita dignitosa. Noi chiediamo una flessibilità per tutti a partire dai 62 anni di età, non stiamo parlando di anni, quindi anche la signora che ci ha chiamato prima a 63 anni dovrebbe rientrare, insomma, se dovesse essere accettata questa ottica, quindi a partire dai 62 anni di età, accessibilità, noi flessibilità in uscita, diciamo 41 anni comunque sia, al di là dell'età di vecchiaia, quando un lavoratore ha raggiunto 41 anni di lavoro, di contributi versati, è giusto riconoscergli una pensione. Dobbiamo proprio mettere uno stop a questa età, eliminando anche il cappio dell'aspettativa di vita, quindi questo aumento che avviene ogni 2 o 3 anni dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Ma c'è in Europa? No, non c'è in Europa. Quello però che è più grave qui nel nostro paese, lo ricordo che l'aspettativa di vita è stata introdotta con la legge 122 del 2010, quindi è una legge che viene ancora prima della riforma Fornero. E quello che è più grave è che non distingue tra i lavori, quindi è un'aspettativa di vita che cresce uguale per tutti i lavori, senza tener conto che ci sono dei lavori molto faticosi che invece vanno considerati diversamente. Ma anche perché la vita non è la durata della vita. Dipende dal lavoro che fai, no? Esatto. C'è una correlazione tra il lavoro che fai e la vita, sì. Per cui uno dice la vita media è 83 anni, peccato che appunto è una media dove certe tipologie di lavoro usuranti, che non sono solo lavori faticosi, Certo. Cioè per esempio chi lavora nell'ambiente scolastico sa benissimo che avere a che fare con bambini delle scuole materne o dei primi anni è molto stressante dal punto di vista, quindi lì non è stato fatto un adeguamento dell'attesa di vita anche in relazione alla dinamica della vita che si può misurare sulla base delle classi, diciamo, lavorative presenti. Sì, l'aumento dell'aspettativa di vita è legato anche al grado di istruzione delle persone. Un paio d'anni fa c'è stato un convegno molto interessante promosso da una nostra struttura provinciale dello SPI, in cui ci hanno proprio fatto vedere, hanno fatto una ricerca, c'era rappresentata anche l'ULSS che con i propri tecnici aveva fatto proprio una ricerca, e l'aspettativa di vita è legata sia al lavoro che uno fa, ma anche al grado di istruzione che ha. Dopo ci sono anche altre variabili logicamente che incidono, però ecco, noi lo chiediamo proprio espressamente questa cosa qua nella nostra piattaforma, che ci sia l'attenzione per la diversità dei lavori. Nella nostra piattaforma, lo ricordo, c'è una richiesta molto ma molto importante per tante persone che si dedicano al lavoro di cura, che non lavorano perché hanno nella propria famiglia un familiare non autosufficiente, che sia giovane o che sia anziano. Per queste persone qua, che fanno un lavoro molto pesante, che non ricevono sovvenzioni da parte del pubblico, però alla fine queste persone, dopo aver dedicato magari decenni a questo tipo di attività, si trovano che magari avevano lavorato all'inizio della propria carriera, da giovani avevano lavorato, e alla fine non riescono ad avere la pensione perché questo periodo di attività, di lavoro di
di cura non gli viene riconosciuto. Noi chiediamo che per chi svolge il lavoro di cura all'interno della famiglia gli vengano riconosciuti i contributi figurativi. Poi nella piattaforma c'è anche tutta la parte che riguarda i pensionati e le pensionate, perché una volta che si va in pensione, ricordiamolo, le pensioni devono essere salvaguardate dall'erosione dell'aumento del costo della vita, e noi lo chiediamo, oltre ad avere un sistema di tassazione che sia, non chiediamo mica tanto, noi chiediamo che le tasse che si pagano sulle pensioni siano uguali alle tasse che pagano i lavoratori sul proprio stipendio, non chiediamo nulla di più. Ecco, questa è la locandina, magari la rimettiamo anche in onda, che voi state diffondendo proprio. Sì, esatto, questa è la nostra locandina che ricorda tutti i pensionati e le pensionate dello SPI, CGIL, ma non solo, perché noi facciamo il controllo della pensione. Ecco, allora vedete nella locandina, che credo che sia presente nelle vostre sedi, quindi è presente in tutte le sedi, ma io chiedo ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori e telespettatrici di segnarsi il numero. Bravo, infatti volevo dire, ci sono i numeri telefonici delle sedi provinciali. Esatto. Questi benedetti numeri telefonici. Li possono segnare. Allora, vediamo un attimo se gentilmente dalla regia tengono ferma la locandina per alcuni minuti, in modo che la persona anziana veda e prenda la penna, la carta, cerchi la carta a casa e si trascrive il numero oppure la mail, si trascrivono il numero di telefono, dopodiché possono chiamare negli orari d'ufficio, quindi la mattina dalle 9 a mezzogiorno e mezzo e il pomeriggio dalle 15 alle 18, e chiedere anche gli uffici periferici, perché poi magari a Treviso c'era sede anche in provincia di Treviso, qualche comune. Basta dire in che comune si è residente, e così noi diamo l'indicazione a quale sede rivolgersi più vicina a casa. Noi abbiamo tantissime sedi nel territorio, siamo diffusi dappertutto nel Veneto, e lo ricordo soprattutto ai pensionati e alle pensionate che hanno una pensione bassa, ma non solo, anche quelli che non ce l'hanno bassa, perché per esempio i pensionati devono sapere che se sono marito e moglie, per esempio, hanno diritto ad avere gli assegni familiari entro un certo limite di reddito, e molto spesso nei controlli che abbiamo fatto in questi mesi, negli anni scorsi, noi abbiamo scoperto che marito e moglie, entrambi pensionati, non avevano il riconoscimento degli assegni familiari semplicemente perché non avevano fatto la domanda, perché non li avevano richiesti. Allora, lo so, io non mi sognerei, però il discorso della pensione di reversibilità, no? Che bisogna chiederla, vero? Sì, certo, ma anche la pensione bisogna chiederla. Sì, ma è se una persona non la chiede, nessuno gliela dà la pensione se non si fa la domanda. Uno pensa che magari arriva all'età pensione, va in pensione, ti arriva. Cioè noi li chiamiamo diritti inespressi, no? Cioè noi abbiamo, adesso questa è una cosa che abbiamo affrontato diverse volte in questa trasmissione, ma ogni volta scopriamo cose nuove, nel senso che vediamo che continuano ad arrivare nelle nostre sedi centinaia e centinaia di persone, e noi ormai siamo in grado di statisticarle, cioè abbiamo un dato che non è un dato casuale. Noi abbiamo per esempio in provincia di Venezia un dato che oscilla tra il 28 e il 32% di persone che vengono per farsi controllare, random, cioè quindi non selezionate, diciamo, avendo il presupposto, selezionate solo quelle che pensiamo potessero avere diritto agli assegni familiari, ma quindi tra la massa di quelli che vengono il 28 al 32% dove riscontriamo effettivamente che avevano diritto ad avere qualche prestazione. Abbiamo per esempio a Padova, in una zona di Padova, in un'unica sola nostra lega, quindi che raggruppa un po' di comuni nella bassa padovana. Recentemente abbiamo verificato che siamo sempre sulla stessa percentuale, cioè circa il 30% delle pratiche fatte a una roba, e abbiamo recuperato solo in quella lega in 6 mesi circa 60.000 euro
abbiamo fatto recuperare ai pensionati, non 60. noi, abbiamo fatto recuperare ai pensionati circa 60.000 euro che altrimenti avrebbero perso, perché, lo ripetiamo, noi molti dei diritti ai quali abbiamo diritto, per esempio questo degli assegni familiari, se non lo chiediamo non ci vengono riconosciuti, però magari e quindi bisogna sapere che fare controllare, questo è un messaggio, no? Sì, la certo. locandina aveva quel significato lì, perché molti pensano uno che sia un diritto, quindi, mentre come diceva giustamente la Maria, nemmeno la pensione te la danno automaticamente, se non la domandi nessuno te la dà, non è che c'è un ente superiore, tu devi andare a fare una domanda e chiedi il trattamento, poi l'INPS te la eroga e quindi Vabbè, diciamo... una cosa che è discutibile, perché effettivamente... ma tenete presente che abbiamo casi da 32.000 euro solo a una persona, a 45.000 euro solo a una persona, sono casi rarissimi. Con queste cifre qua la stragrande maggioranza siamo sull'ordine di qualche migliaio di euro e di qualche aumento della pensione mensile di qualche decina di euro, ma per una pensione bassa avere anche 20-30 euro in più al mese vuol dire comprare un po' di roba e poi gli arretrati degli ultimi 5 anni, ecco, che non è un'altra cosa, anche quella. Allora andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi.